Beh, guardi, io vengo da una regione dove non si applica l'addizionale IRPEF, l'unica regione che non applica l'addizionale IRPEF per la sanità, non abbiamo i ticket regionali e abbiamo la spesa sanitaria più bassa d'Italia. Però le dico che con le sorprese che continuamente ci fa il governo, oggi siamo molto in difficoltà. È bene ricordare che c'è un taglio di quasi 3 miliardi di euro sul Fondo Sanitario Nazionale che imporrà ai cittadini di chiedere alle loro regioni di avere i farmaci, ad esempio i farmaci salvavita, l'epatite C, i farmaci oncologici. E poi da parimenti qualcun altro dice che ha il tesoretto. Il tesoretto viene da lì, se non l'avete capito. 3 miliardi da dove viene? Da 3 miliardi di taglio della sanità che poi si trasformano in campagna elettorale nei doni da campagna elettorale. Qualcuno, sentivo prima che si diceva ma alla fin fine i cittadini non sono degli idioti. È assolutamente vero, però se tu pensi questo, pensi che quell'azione faccia bene, allora a questo punto magari queste azioni non farle un mese dalle elezioni come sempre accade. Però le lascio un dato, direttore. Il dato è questo. Nel DEF si fissa come percentuale di spesa sanitaria sul PIL il 6,6%. La Germania l'8%, l'Olanda il 10%, la Grecia e il Portogallo sono nel nostro club. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che i paesi che scendono sotto il 6,5% diminuiscono l'aspettativa di vita. Però il governo dice che voi potreste almeno rinunciare alle ASL e dice che tra l'altro in Veneto ce ne sono parecchi. Renzi non sa neanche di cosa parla e quando parla del Veneto prima deve informarsi. Noi abbiamo 21 ASL e non 22, ma noi abbiamo la spesa pro capite più bassa d'Italia. Ed è il governo italiano che dice che la regione del Veneto è la regione di riferimento per la virtuosità nella sanità. Ascani, è così? No, un'altra regione benchmark, lo sa sicuramente Zaia, era ed è l'Umbria. Io vengo da una città che fino a 2 anni fa aveva un'ASL, perché noi ne avevamo 4 con 2 province. Nella mia regione la razionalizzazione si è fatta, la mia città non ha più un'ASL. No, parli della sua. C'è stato un risparmio, no? Perché punto. Renzi dice quindi tra 22 ASL forse, vuole che anche non... se anche noi eravamo benchmark, anche noi siamo benchmark. Noi abbiamo 5 milioni di abitanti, sì, noi ma abbiamo questo un'attrattività sanitaria poi di 320 milioni di euro. Di più, cioè non curiamo solo i nostri Venetum. Pazienti, ma curiamo anche quelli degli altri. Però non è vero che questo non si può fare, si può fare, noi l'abbiamo fatto. Comunque, se vi spiego come l'avete fatto, vi spiego come l'avete fatto. Avete chiuso le ASL e avete lasciato i dirigenti. Ditemi che non è vero. No, non ci sono i dirigenti. Dai, no, venga a Città di Castello, venga a Città di Castello e vedrà che non c'è il dirigente. È la stessa cosa, però... è la stessa cosa. No, adesso però vorrei parlare di DEF perché del Veneto la sanità è una cosa seria, perché io tengo la Veneti. salute dei miei cittadini. Non si tagliano 2 miliardi e 900 milioni. Non si tagliano 2 miliardi e 900. Posso dire che il DEF va letto. Ascani e poi De Magistris. L'unica cosa che nel DEF c'è riguardo alla sanità è il riferimento ai costi standard, che è una cosa di cui Zaia, è una cosa di cui Zaia parla da moltissimo tempo. Ma è la solita siringa, quella storia là? No, la solita non è, perché se lei si va a vedere soldi pubblici, sono 10 anni che dice se la siringa potesse... No, però guardi, se noi quella cosa lì non la facciamo, noi il problema della sanità italiana non la risolveremo mai. State governando questo paese da 3 anni e mezzo. Questa maggioranza governa da 3 anni e mezzo. Beh, guardi, io sono stata eletta a marzo 2013, adesso che si sono passati 2 anni e mezzo. La maggioranza che c'è oggi governa da 3 anni e mezzo e a novembre 2011 vi faccio vedere una cosa. Avevate i costi standard pronti. Avevate i costi standard pronti. Ma la sanità è una roba seria. Ma per tutti. Ma certo che lo è. E quindi non si raccontano bugie sulla sanità del Veneto, non si usa il palcoscenico della Presidenza del Consiglio per parlare male della mia sanità. È vergognoso. Allora, Luigi De Magistri, le faccio vedere un sostenitore delle ragioni